La commissione prefettizia che amministra Racalmuto, comune sciolto per infiltrazioni mafiose, ha presentato questa mattina alla stampa la bozza del bilancio 2012. Lo strumento finanziario in particolare prevede entrate per oltre 13 milioni e 500 mila euro. Le somme più corpose per risollevare le disastrate casse comunali arriveranno dagli incassi delle tasse tra IMU, Tarso e TOSAP per un importo di poco superiore ai 3 milioni e 250 mila euro. Poi è in arrivo anche un sostanzioso finanziamento di oltre 3 milioni di euro dalla regione siciliana. Un importante obiettivo e 3 commissari straordinari l'hanno già raggiunto. Il comune di Racalmuto ha ripianato i debiti fuori bilancio degli ultimi 28 anni. Il commissario Enrico Galeani è ottimista per il futuro. Quali sono i prossimi obiettivi per risanare le casse comunali? Dobbiamo regolarizzare moltissimi servizi, cercare di risparmiare su tutti i servizi e cercare di rimettere in sesto la macchina comunale per renderla veramente operativa ed economica. Abbiamo tanto personale, ma tanto personale disorganizzato, messo in posti in cui non sono produttivi, che non rendono niente. Abbiamo trovato anche addirittura del personale dato così ad altri enti che non c'entravano, li abbiamo fatti rientrare il Comune e adesso una delle nostre cure, dopo che riusciremo a chiudere finalmente questo benedetto bilancio che ci ha un pochettino impegnati e non ci ha fatto forse guardare anche altrove, ma sapete che le esigenze di soldi purtroppo sono le più impellenti, dovremo mettere le mani su una riorganizzazione della pianta organica del Comune, di valorizzare quelle professionalità che ci sono sicuramente, ma però che sono state nascoste oppure messe di canto, per far sì che gli impiegati possano rendere, siano gente che sia orgogliosa del proprio lavoro e non demotivati, stanchi e diciamo che vengono al Comune solamente perché c'è uno stipendio nel fine mese, che ritrovino l'orgoglio di operare per un ente che è il principale della zona. La commissione prefettizia rimarrà in carica fino all'ottobre del 2013, ma potrebbe esserci una proroga fino all'aprile del 2014. Il nuovo sindaco di Racalmuto troverà una situazione economica finanziaria soddisfacente ed un comune all'avanguardia che potrà impegnarsi per la collettività e per il rilancio del territorio. Il commissario Emilio Saverio Buda. Sì, il nostro compito è quello di rilanciare l'ente e di riaffidarlo alla vita democratica, quindi cercheremo anche sulla scorta delle nuove norme che il Consiglio dei Ministri ha varato la settimana scorsa, il famoso decreto salva enti, di studiare se è possibile evitare il dissesto, ma comunque far intraprendere all'ente una strada virtuosa che lo porti ad essere più efficiente e più economico, in modo da riuscire a erogare servizi che possano incidere sulla comunità e far riappropriare questa struttura ai racalmutesi, perché è la loro casa. E questa mattina è stato presentato alla stampa anche il nuovo segretario generale di Racalmuto e l'avvocato di Sutera Calogero Carlisi. È nuovo anche il terzo commissario straordinario Filippo Romano, subentrato a Gabriella Tramonti. A Racalmuto il compito già difficile della commissione straordinaria di mettere a posto la macchina amministrativa, di risistemare il bilancio e di salvare il comune è ancora più complicato, perché Racalmuto è un paese particolare. Racalmuto ha bisogno anche di cultura, ha bisogno di investimenti, non è che è un lusso. Racalmuto deve fare quella che ormai è diventata la sua missione. Per farla, quindi, il nostro compito è ancora più difficile, perché non solo bisogna salvare il bilancio e i posti di lavoro, ma addirittura mantenere una capacità progettuale sulla quale i colleghi finora hanno lavorato duramente, intensamente e con ottimi risultati.